ci rispondono come se fosse una normale crisi aziendale con le procedure di rito. In realtà questa è una non crisi aziendale, perché stiamo parlando di una realtà che non ha problemi finanziari, stiamo parlando di una realtà che si sposta semplicemente per la scelta industriale di delocalizzare il presso produttivo, arrecando un danno a più di 40 famiglie e maestranze che vi operano all'interno. Sulla vicenda AkzoNobel e sull'annunciata chiusura del sito produttivo di Peseggia per trasferirlo all'estero abbiamo ricevuto solo risposte evasive. È dura la presa di posizione dei consiglieri del Partito Democratico Veneto, Camani, Montanariello e Zottis dopo la risposta ad una interrogazione presentata in Regione sull'argomento. Noi crediamo che bisogna alzare il tiro, noi crediamo che l'assessore, essendo soprattutto della stessa filiera dell'attuale ministro, quindi la Donazzano con Urso, dovrebbero alzare il livello di questo dibattito e portare la vicenda a un tavolo ministeriale dove la Regione si fa garante che ci si trovi un acquirente vero, un acquirente reale, senza veti di concorrenzialità da parte del soggetto uscente. Tutto il territorio si sta attivando per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Peseggia, ha attaccato la consigliera Vanessa Camani, il Consiglio Comunale di Scorzè, i sindaci della zona e i parlamentari veneti del PD, tutti tranne la Regione del Veneto. Noi non ci fermiamo, su questo continueremo la nostra battaglia a tutti i livelli e già da oggi abbiamo continuato a spingere il piede sull'acceleratore, continuando appunto a coinvolgere i nostri rappresentanti romani per fare squadra e spingere per una risoluzione che salvi in questo caso sito produttivo e posti di lavoro.